poter essere qui. Buono vedervi. Glória a Dio. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Facciamo già la preghiera del risveglio spirituale, amen? Chiedendo al Signore sia la guida del suo Spirito Santo. Siamo praticamente da quasi un mese dalla conferenza missionaria, dal decennio della missione, e noi pregheremo al Signore. Vorrei invitare la nostra sorella Paola per fare questa preghiera. Saluto a tutti con la paz do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus que conhece aqueles que em ti esperam. Tu és o Deus grande que tem, Senhor, o nome gravado de cada um de nós. Tu conhece cada um pelo nome. Tu conhece até quantos fios de cabelo temos na cabeça, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por todos os benefícios que Tu tem nos feito. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelos livramentos. Muito obrigada, Senhor, pelas almas que são alcançadas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Muito obrigada porque Tu tens, Senhor, repreendido a fúria do inimigo em nossa vida, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esta noite estarmos aqui reunidos para Te adorar, para aprender de Ti através do Teu servo, Senhor. Usa ele como instrumento, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, nossos ouvidos abertos, para entender, compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos abençoa. Fica conosco, Senhor. Abençoa toda a missão aqui na Itália, nas nossas igrejas, Senhor. Renova cada dia, Senhor, no espiritual, que possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus amado, cuida de nós, Senhor, neste lugar onde somos estrangeiros, mas Tu és o Deus que dá direito aonde não temos direito, mas Tu és o Deus que dá direito. Tu és o Deus que abre porta. Tu és o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és aquele, Senhor, aleluia, que vai adiante de nós, endireita os caminhos tortos. Faz coisas, Senhor, que não podemos alcançar o Teu pensamento, Pai. Deus, Tu conhece, Tu estás vendo esta obra. Tu estás vendo, Senhor, o nosso sacrifício. Tu estás vendo, Senhor, toda a dificuldade que temos, Senhor, para trabalhar nesta Itália, Senhor. Mas o Senhor é o Deus grande, é o Deus que faz, e as Tuas mãos estendidas estão. E quem poderá fazê-la voltar atrás, Senhor? Vá ao nosso socorro, Senhor. Dê resposta de oração. Continua, Senhor, trabalhando ao nosso favor. Nos surpreenda, Senhor, com as Tuas bênçãos sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida material e sobre a Tua igreja aqui na Itália, Senhor. Veja as bases missionárias, veja os missionários que estão ali trabalhando, Senhor, ser com eles. Abençoa eles, Senhor. Dê crescimento à Tua obra, Senhor. E fica conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome di Jesus. Alleluia. Accomodatevi. Vorrei anche salutare chi è con noi in diretta sul nostro canale di YouTube, e vorrei invitare la missionaria Priscilla per lodare al Signore insieme alla Chiesa.
Saluta tutti con la pace del Signore. Gloria a Dio. Lodiamo con il numero 160. Ci sono i libri qua. 160. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signore, doni per noi consolanti, pegni del suo grande amor, pioggia abbondanti, piogge di spirito vogliamo, stile di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti che cambiar possono i cuori. Pioggia abbondanti, piogge di spirito vogliamo, stile di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Benedizioni abbondanti possono adesso cadere, mentre preghiamo anelanti e a te volgiamo il pensiero. Pioggia abbondanti, piogge di spirito vogliamo, stile di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Lo diamo con il numero 63. Sotto l'ali, Signor, del tuo amore albergar, bramo ignorare pien di virtù, di valor in valor, verso te camminar, mi puoi fare per grazia in Gesù. Sotto l'ali, Signor, del tuo amore albergar, bramo ignorare pien di virtù, di valor in valor, verso te camminar, mi puoi fare per grazia in Gesù. Della vita, Signor, vi è più splenda il sentier che conduce alla santa città. Il sincero mio cuore, oh ricchezza del ver, per tua luce la luce vedrà. Sotto l'ali, Signor, del tuo amore albergar, bramo ignorar ripien di virtù, di valor in valor, verso te camminar, mi puoi fare per grazia in Gesù. Oh Signor, la tua man tieni sempre su me, esaltare ti vuole il mio cuore, al glorioso dimani giungerò per la fede e ripieno del grande tuo amor. Sotto l'ali, Signor, del tuo amore albergar,
pien di virtù, di valore in valor, verso te camminar, mi puoi fare per grazia in Gesù. Alleluia. Lodiamo quel numero 102. Avanti io vo. Gesù è il Salvatore che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un dì nel cielo godrà. Avanti io vo, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Nel cielo mi porterà l'amato mio Gesù. Egli del mio nemico il capo triterà. Al caro Redentor fedele sarò ognor, e il sol voglio seguire, e solo con fervor. Avanti io vo, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signor. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Presto il buon Salvator con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo allor vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a tavola sarò. Avanti io vo, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Amen. Gloria a Dio. In questo momento, fratelli, mettiamoci in piedi, facciamo la lettura biblica della parola di Dio, leggiamo la parola di Dio. Visto che stiamo parlando delle 70 settimane di Daniele profetizzate, oggi noi leggeremo parlando su il grande evento che succederà, che è il rapimento della Chiesa. Amen? Leggiamo la parola di Dio nella lettera di Paolo, nella prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4. Gloria a Dio. Prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4. Dal versetto 13 fino al versetto 18. Alleluia. Prima Tessalonicesi,
Tessalonicesi sono le lettere di Paolo. Viene Colossesi, Filippesi, prima di Filippesi, prima Filippesi, ecco, prima c'è Filippesi, dopo Colossesi, dopo Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Non vi preoccupate se non trovate velocemente. Importante è trovare. Mano a mano noi abbiamo più abilità con la spada. 4, prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13. Dice la parola, avete trovato tutti? Tessalonicesi 4, capitolo 4. Aiuta. Dice la parola del Signore. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla fine o fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Amen? Gloria al Signore. In questo momento vorrei invitare il diacono Maurizio per fare una preghiera, presentando tutti i fratelli decimisti, offerenti, perché il Signore possa benedire ogni famiglia. Preghiamo perché la benedizione del Signore sia su di noi. Sto leggendo di nuovo Neemia, che è il tema del nostro decennio, e io mi sono trovato oggi con Neemia che ha detto, è rimasto governatore per un periodo, ma lui ha rifiutato la paga. Lui ha detto, il mio stipendio non voglio ricevere. Mamma mia, molto profondo. In un tempo come stiamo vivendo oggi, io parlo per i sacerdoti, per i pastori, per tutti quanti servono il Signore. Oggi, per uno fare qualsiasi cosa in chiesa, ha bisogno di una ricompensa, no? Se per cambiare una lampada è 30 euro, 40 euro. Grazie a Dio che qui abbiamo fratelli volontari che amano il Signore e che fino adesso hanno fatto l'opera del Signore con molta gioia. E io vorrei pregare per voi, perché Dio vi mantenga saldi, senza pretendere nulla,
fare per il Signore senza pretendere nulla, ma coscienti che Lui, nonostante noi non pretendiamo, gli piace sorprendere. E c'è sorpresa di Dio, sì o no? C'è sorpresa di Dio per chi fa con amore, per chi serve con amore, per chi dà con amore, con gioia, per chi sistema una presa con gioia, per chi cambia una lâmpada con gioia, per chi pulisce con gioia. Non ci sono più i diaconi, sono pochi, perché i diaconi sono quelli che sono responsabili per la manutenzione della casa del Signore, per la visita agli infermi, alle vedove, agli orfani, per sostegno dei poveri, dei necessitati, portare al pastore queste necessità. Pastore, guarda, c'è questo fratello che ha bisogno, andiamo là a fare una visita. Pastore, c'è quello che è malato, andiamo là a ungere con olio, a pregare per lui. Ma oggi, se uno non viene pagato, non fa niente. Ma grazie a Dio che qui nelle nostre chiese, per la grazia di Dio, noi abbiamo uomini fedeli. Amen? Quindi preghiamo per le offerte che noi ora porteremo al Signore, consegneremo sull'altare di Dio, alla presenza del Signore, perché Lui è degno di lode, di gloria. Ma noi non compriamo la gloria di Dio, non compriamo la potenza di Dio con le nostre offerte, no. Ma noi gradiamo Dio con le nostre offerte. Amen? Quindi vorrei invitare il diacono Maurizio e vorrei chiedere al fratello Thales di fare la raccolta. Amen? Fratello Thales farà la raccolta, fratello Wallace aiuta con il POS, un fa il POS e l'altro fa con quell'altro. E il diacono Maurizio pregherà. Amen? Saluto la Chiesa con la pace del Signore Gesù. Amen. Signore Gesù, noi siamo qua a lodarti, a renderti grazie, Signore, di ogni cosa che fai per noi. Ma noi, Signore, abbiamo un obbligo, Signore, donarti la decima, l'offerta per la Chiesa. Signore Gesù, accoglici, Signore, ricevi tutto quello che possiamo darti, Signore, perché tu sei degno, Signore Gesù. E noi ti ringraziamo perché così le chiese possono andare avanti con l'offerta, la decima, che il Signore ha fatto, perché noi siamo lieti e ringraziamo il Signore che fa per noi. Signore Gesù, apri porte e soluzioni per la nostra vita. Stai con noi, Signore, perché tu hai sofferto per noi sulla croce, hai preso tutte le nostre colpe, i nostri errori, i nostri sbagli, le cose più brutte che possiamo aver fatto qui sulla terra, Signore Gesù. Tu le hai levate, le hai bruciate, le hai portate con te e tu sei risorto, Signore, per liberarci. Signore, noi ti ringraziamo per ogni cosa, Signore Gesù. Confortaci, guariscici, Signore, dall'infermità, dalle malattie. Apri porta in ogni cosa che dobbiamo entrare, perché tu fai una porta dove non c'è la porta. Tu fai miracoli dove non esistono, ma tu fai tutto per noi perché tu ci ami. Signore Gesù, ti ringraziamo. Aiutaci, Signore, a lodarti in ogni momento di quello che hai fatto per noi, Signore Gesù.
dacci un aiuto, perché noi siamo qua a ringraziarti, Signore Gesù, di ogni cosa. Signore, stai con noi, guardaci, parlaci, Signore, liberaci, Signore, da tutte le infermità che possono stare intorno a noi, e apri i nostri cuori, Signore, perché noi te lo chiediamo, Signore, nel nome del tuo Gesù. Amen. Amen. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signor. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signor. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, 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 sei Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta la Dea Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come il tuono, splendi il maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei il santo, il solo Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta la Dea Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Gloria a Dio. Meditiamo sulla parola di Dio, fratelli. Nel testo che abbiamo letto in Prima Tessalonicesi, e l'evento desiderato, aspettato dalla Chiesa è il rapimento. La Chiesa vive, cammina, marcia, ma aspettando, attenta al suono della tromba di Dio. Sì o no? È così. Attenta alla chiamata del Signore. Gloria a Dio. Il testo che ci parla, come noi, ho detto, stiamo meditando su queste 70 settimane di Daniele, capiamo che queste 70 settimane vengono moltiplicate per 7, che diventano 490 anni. E abbiamo visto che i primi anni, diciamo quel primo periodo fino a Gesù, abbiamo studiato settimana scorsa, conclude tutto il processo, il periodo profetico
che il Signore ha parlato ai giudei. Allora, quando questo periodo finisce, di queste 69 settimane, entra una pausa, che è la pausa che abbiamo parlato, dove noi gentili siamo entrati e ancora stiamo entrando. Alcuni teologi chiamano la pausa della grazia, il tempo della grazia. Io non... Va bene, non è un problema chiamare così, ma per me Dio è Dio di grazia dal principio e da sempre. Se no, perché Lui nella sua essenza, Dio non si trasforma, Lui è. Amen? Lui non diventa come noi. Io ero peccatore, io ero bugiardo, io ero così, io ero cosà, e ora sono diventato un'altra persona tramite la potenza del Vangelo di Cristo. Amen? Una persona piace oggi carne, domani non piace più. Una persona... Noi siamo mutabili, ma Dio no. Dio è immutabile. Perché possiamo dare questa caratteristica, o Lui ha questa caratteristica? Attributo, meglio dicendo. Perché Lui è immutabile, perché Lui è eterno, perché Lui è il Signore, perché Lui non è stato creato. Lui è perché è. Ah, ma devo capire. No, questo non si capisce, questo si accetta. È come dire che una donna partorisce un figlio e quel figlio viene di un colore che lei non aspettava, o con un tipo di capelli che lei non aspettava. Lei deve dire, studiare o pensare, o deve accettare? O rifiuterà il bambino, sì o no? Dobbiamo accettare. Sono cose che noi non abbiamo permesso di andare oltre. Dobbiamo accettare. Dio è. Possiamo ripetere questa parola? Dio è. Allora, se Dio è, Lui è immutabile, Lui è eterno, tutto Lui è grande, noi no. Noi siamo. Lui è. C'è differenza, no? Vedete l'espressione. Pensando a questo, nella sua immutabilità, nella sua eternità, nella sua grandezza, Lui, essendo già pieno di grazia, aveva già predestinato. Allora, pensando alla predestinazione, non possiamo pensare come pensano quelli che condividono la dottrina della predestinazione di modo sbagliato, perché Dio ha predestinato tutto il mondo per la salvezza. Ossia, questa predestinazione vuol dire Dio ha riservato questo sacrificio, ossia Dio ha pianificato questo sacrificio del suo figlio unigenito per tutta l'umanità, perché la sua voglia, il suo desiderio è che tutti siano salvati. Nella sua onniscienza, Lui sa chi verrà salvato o chi verrà condannato. Non perché Lui ha prescritto, predestinato alcuni per la salvezza e altri per la condanna, perché sennò sarebbe un Dio ingiusto. E uno dei suoi attributi è che Dio è un Dio giusto. Amen? Perché questa dottrina scioglie? Perché è impossibile mettere davanti agli attributi di Dio. Quando noi studiamo gli attributi di Dio, queste dottrine si sciolgono. E questa in specifica della predestinazione si scioglie perché Dio non può essere ingiusto. Lui può mentire, Lui può cambiare, Lui può dire sì quando ha detto no, o dire no quando ha detto sì. No.
infatti questa dottrina scioglie, si disfà, perché Dio è un Dio giusto. Lui non farebbe mai questa scelta. Ci sono altri argomenti che potevo portare, ma la cosa più semplice da spiegare è questo, è che Dio, nella sua giustizia, non predestinerebbe alcuni per la condanna e altri per la salvezza, perché se no lui verrebbe incontro alla sua essenza. Amen? Allora, questa grazia si apre, questa porta si apre, che noi cantiamo anche nella nostra chiesa là, la porta della grazia aperta sta, ma un giorno si chiuderà. Qual è questo giorno? Sarà il giorno del rapimento della chiesa. Quando noi qua, principalmente nel vecchio continente, abbiamo perso questa verità, che la Chiesa verrà rapita. E questo è un grosso problema. Perdere la speranza del rapimento. Sa perché? Perché uno che perde la speranza del rapimento della Chiesa, perderà la speranza della sufficienza della risurrezione di Cristo. Perché si inchinano alla dottrina del millenarismo. E qual è la dottrina del millenarismo? È che tutti verranno salvati. Se non esiste rapimento, queste persone camminano a cosa? Alla grande tribolazione. Loro credono che nella grande tribolazione passeranno la grande tribolazione e il Signore li risparmierà. Ma tutti verranno salvati nel millennio. Perché? Perché nel millennio il Signore verrà e metterà a posto tutto, inclusive quelli che non hanno creduto, che hanno rifiutato, che questo viene linkato o legato anche ai pensieri cattolici che pensano al purgatorio. Questo viene anche legato a un pensiero giudaico che loro pensano proprio nel periodo della purificazione. Come c'era la purificazione del Tempio, ci sarà anche una purificazione, che loro credono così. Mi sono dimenticato il nome che loro usano per dire questo periodo di purificazione. E quindi tutti verranno salvati, annullando la libertà che Dio ha dato all'uomo, annullando la scelta libera che gli uomini hanno ricevuto e annullando la parola di Dio. Chi crede verrà salvato e chi non crede verrà condannato. Sta scritto, c'è scritto. Giovanni capitolo 3 versetto 16 dice che Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Per chiunque credi, ossia dà la possibilità a uno di essere salvato tramite la sua fede, tramite credere. Quindi la dottrina del millenarismo sprona la gente a pensare che tutti verranno salvati, ossia evangelizzazione, queste cose, non serve a nulla, che è un altro link che lega a una setta che sono i testimoni di Geova. Una setta. Cosa pensano loro? Loro pensano che c'è una predestinazione, 144.000, no? I testimoni di Geova pensano così, che c'è una scelta, ci sono già quelli predestinati e che loro non sanno chi sono predestinati, ma credono proprio che se oggi fanno loro stessi si
si confondono nel loro argomento, perché se loro oggi contano, fanno un censimento della quantità loro che sono sulla terra, superano 144.000, quindi fra loro ci sono già persone che andranno male. Quindi rischiamo, cosa pensano loro? No, noi entriamo e dobbiamo fare delle opere, perché ognuno riceverà il premio. Loro credono al premio, come i millenaristi. Sono cristiani diverso di loro, che non credono a Gesù come Salvatore. Parlo dei testimoni di Geova, non credono a Gesù come Salvatore, come sufficiente sacrificio di Dio per la salvezza. No, non credono. Ma i millenaristi invece credono al sacrificio di Gesù, ma non credono né al rapimento né alla salvezza, ossia tutti verranno salvati. Siamo già tutti salvati, perché Cristo si è dato per noi, si è dato per tutti, e usano dei versetti isolati per dare enfasi ai suoi argomenti. Come dicevo, questi millenaristi cosa fanno allora se loro credono che tutti vengono salvati? E perché vengono in chiesa? E perché fanno il culto? Per il premio. Per il premio. Perché la Bibbia dice che ci sarà il tribunale di Dio, che studieremo più avanti. E in questo tribunale le opere verranno giudicate, sì? E quindi in questo tribunale noi riceveremo un premio. Questo premio è un premio, ma non vuol dire che è una paghetta. E loro, questi millenaristi, credono proprio a questa ricompensa, dove nel nuovo cielo e nella nuova terra loro avranno questo premio per vivere eternamente. Non so cosa pensano in una casa più bella dell'altra. Loro pensano in una differenza. Il premio non ci farà essere diversi, perché nel regno di Dio Gesù stesso ha detto: non c'è grande né piccolo, Lui è il grande. Amen? Non c'è grande né piccolo, Lui è il grande. Quindi anche quello che riceverà, come la parola dice, che regnerà con Lui, governerà con Lui, non si sentirà superiore. Amen? Perché non ci sarà più questo sentimento di superiorità che abbiamo fra noi. E purtroppo esiste fra noi, che dobbiamo spezzarlo. Io come pastore lavoro molto questo in me, perché a volte un pastore pensa che perché è il pastore è il superiore. No, lui è il servo maggiore, ossia è quello che è lì per servire tutti. Ma noi vediamo un cristianesimo a rovescio, che questo pastore viene proprio servito, coccolato, e se non ha la primizia, se non ha tanto onore, questo non mi rispetta. È vero che noi dobbiamo rispettare, onorare, e io, quando c'è il mio pastore, ecco, mio pastore, passo la guida del culto a lui, mi sedo, perché dico sempre, dove c'è il papà, il figlio si sede. Faccio con onore, perché la Bibbia dice: a chi ha onore dà onore. Comunque questo sentimento di superiorità non può avere. E questi millenaristi pensano proprio che quando verrà tutto restaurato nel regno di Dio, che sarà stabilito, loro, per il loro premio, saranno uno superiore all'altro. Uno sarà superiore
perché ha lavorato di più, un altro sarà superiore perché ha fatto più opere buone. È vero questo? È vero questo? Allora il Signore va in contraddizione. Sì o no? Se il suo regno sarà così. Gesù stesso ha detto: chi vuole essere il maggiore sia il minore. Ha preso un bambino e ha detto: guarda qui, chi non è come un bambino non fa parte del mio regno. Perché a volte noi pensiamo, perché io sono pastore, quell'altro è anziano, quell'altro è diacono, siamo tante cose, basta una malattia che tu non sei nulla. Sì o no? Ho già seppellito tanti pastori, ho già seppellito tanti anziani di chiesa, ho già seppellito tanto diaconi. Oh fratello, sorella, tu mori uguale, tu sei di carne e ossa. Noi siamo di carne e ossa. E questo è buono. Il Signore poteva, quando noi accettasse Lui poteva trasformarci immediatamente. Ma allora trasforma il corpo, ma il cuore? No. Per questo il regno di Dio dove nasce? Prima nel cuore. Se noi rimarremo, come dice la parola, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, saremo rapiti. Ossia, se questo regno si espanderà prima dentro di te, allora saremo rapiti, riceveremo un corpo glorificato. Perché il corpo glorificato andrà bene con noi? Perché abbiamo un cuore già glorificato, sì o no? Perché il corpo sarà glorificato, ma l'anima, lo spirito cambierà o sarà lo stesso? Cambierà? Questo pezzo di carne, sì, sarà trasformato perché non entra in cielo. Ma lo spirito e l'anima, se questo regno nasce nel nostro cuore, sarà dato a questo corpo che riceveremo. Però chi non avrà prima questo regno nel cuore, nella sua vita spirituale, non riceverà questo corpo glorificato. Sarà coi morti. Quindi questa porta della grazia, abbiamo già capito queste dottrine false. E in che cosa crediamo, pastore? Noi crediamo al rapimento della Chiesa. Israele ora cosa ha? Una benda, un velo. Perché hanno un velo, come dice la parola? Perché hanno un velo? Non è perché il Signore ha voluto bendarli perché noi potessimo entrare, perché se no sarebbe una furbizia di Dio, sì o no? Ma vedete com'è diverso la spiegazione quando dico così? Visto che loro increduli erano e ancora sono, per la loro incredulità il Signore ha messo un velo. Ossia, il velo è venuto per la condizione già incredula loro. Cosa cambia il velo nella loro vita? Cosa cambia? Nulla. Cosa cambia una bugia per un bugiardo? Cambia qualcosa? Cosa cambia un furto per un ladro? È sempre un furto, sì o no? Allora, per quegli increduli che non hanno creduto in Gesù e non vogliono accettare Lui come il Messia, Dio ha detto: va bene, cosa farò? Metterò un velo perché voi siete il mio popolo e io vi salverò. Questa è una questione di Dio e noi non possiamo entrare.
Dio fa quello che vuole. Amen? Dio fa quello che vuole. Amen? Lui sceglie chi vuole, Lui manda chi vuole, Lui fa come vuole. Ha detto Mosè, Lui ha compassione di chi vuole avere compassione. E chi siamo noi per discutere questo? Se siamo già siamo già stati favoriti? Abbiamo già ricevuto il favore del Signore, che è la salvezza, che noi non meritavamo. È come uno che è stato beneficiato e sta dicendo, non so perché quello lì è stato beneficiato. E tu non sei stato beneficiato? Sì, allora perché stai parlando di quello che sta essendo beneficiato? Non, perché quello non merita, ma tu meritavi? La grazia di Dio ci livella, ci metti nello stesso livello. La grazia di Dio prendi quel ladro e metti a livello di quello che sembra giusto, ma la Bibbia dice che tutti hanno peccato, sia quello che ha amassato, che ha rubato, ma anche quello che ha mentito, anche quello che ha fatto cose sbagliate, semplici, che dicono sante bugie. Dio prende e metti proprio allo stesso livello e la grazia di Dio ci livella. È diverso del mondo, no? Cosa ci livella nel mondo? Ci sono le classi sociali, no? I livelli sociali. Quelli che guadagnano classe A, livello A, livello B. Quello che guadagna uno stipendio, quello che guadagna 2. Quelle persone che hanno quel gruppo di amici ricchi e devi essere ricco per fare parte di quegli amici ricchi e vuole mantenersi in quel gruppo. Perché, ma la grazia non è così, è per tutti. Per tutti i colori, per tutte le razze, per tutte le nazioni. Ah, perché io sono italiano, non c'entra nulla, la grazia è per te, ma la grazia è anche per l'africano. Ah, ma questa chiesa è una chiesa per gli italiani, io voglio gli italiani, ma gli italiani stiamo parlando, loro non stanno ascoltando, ma chi ha orecchi da udire, oda, dice la parola. E mentre uno chiude, Dio alza uno straniero per essere voce sua sulla terra. Perché quando uno non prende posto come Israele, va bene, sei incredulo, io non mi fermerò di salvare. La mia opera va molto oltre la tua incredulità. L'opera di Dio va oltre le nostre incredulità, la nostra mancanza di fede. L'opera di Dio avanza. La grazia di Dio avanza per salvare, per raggiungere cuori depressi, abbattuti, malati. E sa cosa Dio fa? Prendi uno che era nel mondo, prendi uno che era lontano, prendi uno che era di un altro paese, porta, metti qua, riempi di potenza, prepara e dice tu farai pastore, tu farai diacono, tu farai anziano, tu farai evangelista, e quello che era qui e rimane a guardare. Non capisco. Perché tu non capisci? Pensi che Dio si ferma? Dio non si ferma. E la sua opera non si fermerà. Lui ha detto a Pietro, le porte dell'Hades non prevarranno contro la mia Chiesa. Vuol dire la Chiesa continuerà seguendo avanti. Dio vuole usarti, tu che sei qui, ma non vuoi? L'opera non si fermerà. Io alzerò uno là di Etiopia. Io alzerò uno là che è in una isola nascosta. Io parlerò. E il Signore fa.
Quindi, quando Israele rifiuta Gesù, i gentili accolgono. Mentre Simone, come la parola dice, riceve Gesù solo a casa come un personaggio importante, quella donna peccatrice era ai piedi di Gesù, che lavava i piedi di Gesù con le sue lacrime, asciugava con i suoi capelli e lo vedeva come il salvatore della sua vita. E Gesù ha detto: Simone, io sono entrato a casa tua, tu non mi hai fatto niente che dare solo un bacio, ma questa donna, da quando sono arrivato, lei lava i miei piedi con le sue lacrime. Sa perché? Perché la moltitudine di peccato li fa fare questo. Tu ti senti già al tuo agio, perfetto, non hai bisogno di perdono. È quello, Israele si sente così. Non ho bisogno di questo Gesù non mi serve, io sto aspettando un Messia che sia al mio livello. Ma noi che era al fondo del poço, al fango della palude, alleluia, abbiamo accolto la parola di Dio, il Vangelo di Dio. E là in Tercera Giovanni la parola dice che tutti quanti lo hanno ricevuto, lui ha fatto figli di Dio. Allora loro sono figli di Dio per scelta e noi siamo figli di Dio per grazia. Nonostante la scelta di Dio, è stata grazia anche. Dio ha guardato Abramo e ha detto: esci dalla tua terra che ti farò una grande nazione. Questo era grazia o non era? Era o no? Allora abbiamo bisogno di capire questo periodo. Israele indurisce il cuore, Dio mette una benda, un velo, e apre questo periodo della grazia, possiamo chiamarlo anche così. E noi gentili stiamo entrando, predicando fino ai confini della terra, perché tutti sappiano, credano, ricevono e accettino Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ma questo periodo anche finirà. Quando? Quando la Chiesa verrà rapita. Ma non è l'arca missionaria che verrà rapita. Noi siamo organizzati come organizzazione e abbiamo un nome, e questo è necessario perché viviamo sulla terra. Abbiamo bisogno o no? Sì. Tutti noi abbiamo un nome, no? Quando siamo nati abbiamo ricevuto un nome. Allora, anche la Chiesa ha un nome, segue con la sua organizzazione, con le sue cose amministrative, burocratiche, che sono le esigenze di questo mondo. Comunque, tutto questo finirà. Gloria a Dio che non avremo più bisogno di fare rendiconto, bilancio. Nessuno sarà a dire quanto è entrato, quanto è uscito, è pagato o non è pagato. Non avremo più bisogno di questo. Alleluia! Ma mentre siamo qui dobbiamo seguire. Gesù ha detto: dà a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Quindi mentre siamo in questo mondo abbiamo obblighi, impegni, responsabilità anche come organizzazione. Ma la parola del Signore dice che quando questo periodo della grazia finirà, che sarà nel momento del rapimento della Chiesa, Lui verrà a prendere, a portare via un popolo. Un popolo. Vediamo? Apro qui i miei appunti.
Allora. Prima leggiamo Giovanni capitolo 14, versetto 3. Prima Giovanni capitolo 14, versetto 3. Come è scritto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, cosa c'è scritto? Tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Lui completa e dice: e del luogo dove io vado sapete anche la via. Lui stava parlando di chi? Di se stesso. Allora, no, pastore, il rapimento non esiste, non è vero, non ci sarà. Leggiamo prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 9 e 10. Vedete cosa c'è scritto? E guarda che questa lettera Paolo scrive ai Tessalonicesi. Chi erano? Gentili, sì o no? Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Dio infatti non ci ha destinati a ira. Ma ad morire, ad ottenere salvezza, ossia tramite Gesù, quell'ira non subiremo. Non subiremo. E la parola dice ancora: il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo o sia che dormiamo. Questa parola vuol dire vivo o morto. Perché Paolo diceva questo a loro? Perché loro, quando uno moriva, perdeva la speranza. Capito? Nella morte di uno diceva: questo ha combattuto tanto, ha fatto tutto, ha preservato la fede, ma è morto. Allora, perché loro aspettavano il rapimento in quel momento. Non si sa, la Bibbia dice che non sappiamo il giorno né ora. Non si sa. Ma la Bibbia dice in 1 Corinzi capitolo 15 che sarà in un battito di occhi. Non abbiamo controllo su di questo, ma dobbiamo essere pronti. Quindi, come i Tessalonicesi erano scoraggiati nella morte, Paolo ha detto: sia quelli che vegliano e quelli che dormono. Vedete che lui non ha voluto usare l'espressione morti, lui ha voluto usare l'espressione dormire, perché lui voleva consolare loro nella speranza
del risveglio, dove quando la tromba di Dio suonerà, lui verrà con voce d'arcangelo, e a volte noi pensiamo che la voce d'arcangelo è oh, e non è così. Quando l'arcangelo Michele, l'arcangelo Gabriele parlava, e uno ha parlato con Daniele, quello ha parlato con Maria, e si sono fatti presenti sulla terra, loro hanno parlato di modo che quelli che dovevano capire hanno capito. È questo che vuol dire voce d'arcangelo. Vuol dire che il Signore parlerà ai suoi e loro capiranno e noi capiremo, sia quelli che sono vegliati, ossia vivi, ma pure quelli che sono morti. Amen? Leggiamo per finire 1 Corinzi 15. Versetto 51 e 52. Leggiamo 50. Ah, che bello. Guarda. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Alleluia. Siano i vivi, siano i morti, tutti, siano quelli che sono vegliati, quelli che dormono, tutti saranno trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno. Perché l'ultima tromba? Israele aveva come cultura i suoni della tromba per annunziare le feste, per annunziare guerra, per annunziare tutto. La tromba, Neemia, le mura erano così lunghe che loro per combattere, ossia per stare attenti, avevano una guardia che aveva una tromba. Perché? Perché quando il nemico venisse da una parte, che loro, pensando che erano in pochi, quella guardia suonava la tromba. Allora tutti i soldati e tutti che erano lì si radunavano da quella parte, perché il suono della tromba conduceva loro. Perché l'ultima tromba? Perché è la chiusura. Noi siamo come Chiesa qua a suonare la tromba. Stiamo a suonare la tromba per la strada, a casa, su internet, sulla TV, sulla radio, ovunque abbiamo opportunità, siamo qua a suonare la tromba. E questa non è ancora l'ultima tromba, ma ci sarà l'ultima. E chi definirà questa, chi sarà l'ultima? Lui stesso. Chi la suonerà? Alleluia! Adarastebia! È lui che suonerà. Lui stesso. Decama subria. È lui che suonerà. E allora nel suono della tromba
i suoi si raduneranno, come quelli che erano con Neemia. Vai, nemico, vieni. Pensi che siamo desproviti? No, noi siamo qua, ma siamo attenti. Non lo sai, perché con una mano noi costruiamo, ma con l'altra noi combattiamo. È quella la parola. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Noi mangiamo, noi dormiamo, noi compriamo macchina, compriamo casa, ma la nostra speranza, il nostro cuore non è qui in queste cose, perché sappiamo che fra un po', alleluia, l'ultima tromba verrà suonata per il Signore, Lui stesso suonerà e non ci radunerà qui. La Bibbia dice che ci radunerà dove? Nell'aria. Ossia, è il rapimento. Possiamo salire da noi? No, ma perché abbiamo un peso. Fate così. Guarda qual è il peso che ci impedisce. È questo. Ma quando Lui suonerà, non rimarrà peso, perché Lui ha già provvisto una soluzione. Ha provveduto una soluzione. Corpo trasformato, mutato. Allora quel corpo mutato sarà così leggero che nemmeno la densità, l'atmosfera, niente di questo mondo ci potrà trattenere. Come Gesù è stato asceso, saremo noi. Saremo noi ascesi. Gesù loro hanno potuto vedere, ma noi, la Chiesa, i santi del Signore, il mondo non vedrà, perché sarà veloce. Questo è il rapimento della Chiesa. Preparati, prepariamoci. Che il nostro cuore non sia in queste cose, che il nostro cuore non sia in niente di questo mondo. Io dico sempre ai fratelli, io sto pastore, perché quando Lui mi chiamerà per mio nome, non mi chiamerà pastore Victor, chiamerà mio nome, personalmente, persona a persona, perché ci sono persone che sono credenti per quello che fanno. Non noi che facciamo perché siamo credenti. C'è differenza, sì o no? Io non sono pastore, io non sono credente perché sono pastore. Io sono credente per questo, perciò sono un pastore. Amen? Io non sono pastore perciò sono credente. Ma io sono credente, perciò sono pastore. Ma questo titolo io renderò al Signore, dirò, ecco qua, tu mi hai dato, ti riconsegno, è qui, quello che tu mi hai fidato. Voglio entrare nella gioia del mio Signore. Che Dio ci benedica. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. In piedi, fratelli, lodiamo al Signore ringraziandolo con una preghiera. Domani c'è digiuno in preghiera. Se siete liberi, venite a pregare. La nostra dirigente della preghiera, la sorella Paola, sarà qui e se Dio ci aiuta saremo anche noi e vi aspettiamo. Anche chi è a casa non ha potuto venire oggi, le vostre mogli, incentivate loro a venire alla preghiera, è importante. So che lavorate, ma le vostre mogli anche, se riescono a incastrare l'orario per pregare la mattina, è molto importante. Il sabato questo avremo il nostro incontro di coppia. Amen? Sabato questo alle 19. Pensavo di fare l'altra settimana, ma l'agenda è molto piena, tanto faremo una cosa semplice e
voglio fare una preghiera speciale per le coppie, portare un versetto e fare. Non sarà un discorso lungo, con una conferenza, un discorso di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, no. Io voglio proprio iniziare questo programma con le coppie iniziali pregando. Voglio pregare per stare insieme un po', faremo una cena insieme, inclusive vorrei il gruppo di organizzazione di questo evento, abbiamo parlato e abbiamo pensato perché per uno non dover portare una cosa, un'altra, e così uno deve fare abbiamo fatto un gruppo di lavoro per questo sabato di coppia e ogni coppia per coppia farà un contributo da 10 euro, quindi 5 euro la testa, e si farà la cena lì perché la spesa c'è, quindi per la spesa della cena noi faremo questo contributo da 10 euro, ok? Io vorrei chiedervi di non mancare, i fratelli, gli uomini, porti un regalo, qualcosa per le sue mogli lì, nel momento, per la sua moglie, fare No, non interessa che sapranno, mia moglie saprà già, ma comunque facciamo una sorpresa lì, scrivere un biglietto, una cosa interessante già, va bene? Sabato alle 7 di sera saremo lì, la sera alle 7, per questo incontro a Scandisci sotto la tenda, ok? Vi aspetterò, è un investimento che la Chiesa sta facendo nelle famiglie, perché ho capito, fratelli, che le famiglie vengono proprio bombardate da Satana e noi stiamo cercando di rinforzare i bambini, ma anche di rinforzare la base. Chi è la base? Marito e moglie. Amen? E così, se noi riusciamo a rinforzare questa base, arriveremo agli adolescenti, ai giovani. Stiamo cercando di aiutare. Siamo un aiuto efficace, come la sposa di Cristo. Amen? Quindi vorrei chiedervi di non mancare, di arrivare anche nell'orario, perché si servirà la cena e non sarà bello che uno arrivi dopo. Volevo che tutti fossero insieme, ok? Alle 7 puntualmente saremo lì e vorrei chiedervi di non mancare, va bene? Così ci sarà anche la classe per i bambini, quindi i bambini possono venire e saranno di là nella classe, non saranno a uscire e entrare, no, a parte con i genitori di là, con le coppie, e i bambini di là nella loro classe. Amen? E dopo sceneremo noi e loro là anche, separatamente. D'accordo? Perché sarà una scena speciale per le coppie. No, non granché, è una cosa semplice, ma dico, un momento di stare insieme, ecco, di condividere fra le coppie quella amicizia, esperienze, e i bambini saranno anche loro là a condividere la loro esperienza. Amen? Gloria a Dio. Allora facciamo una preghiera ringraziando il Signore di questa opportunità. Soldato Barbosa, vieni qua a ringraziare il Signore. No, vieni tu. Io lo chiamo soldato perché è il capitano che comanda. Io sono un altro soldato. Saluto la Chiesa con la pace di Dio. Amen. Preghiamo. Signor Dio, ti ringrazio per questa sera, per questo insegnamento che ha dato ai pastori. Ora porta tutti noi a casa con la tua santa graça e ti ringraziamo di già. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Che Dio vi benedica. Ai fratelli che sono in diretta con noi, lasciate il vostro mi piace e condividete con altri questa diretta.